Buongiorno a tutti, oggi ci troviamo ancora una volta vicino a Torillo in località Donnetta per fare una gita che ci porterà in direzione del Monte Antola e a Pentema, soprattutto per farvi vedere il famosissimo presepe. Insieme a me c'è il mio amico che ormai conoscete, Giuseppe, ma prima di dirvi qualcosa così vi dico come arrivare in località Donnetta, tenendo in considerazione sempre l'uscita autostradale, l'uscita di Genova S sull'autostrada A12 e l'uscita di Busalla sull'autostrada 7. Sull'autostrada 7 da Busalla, passando da Casella, Montoggio, si arriva a Laccio, poi una direzione a sinistra porta a Toriglia, e da Toriglia andando verso il lago del Brugneto si trova la deviazione per Donnetta. Invece dall'uscita di Genova Est si fa la Val Bisagno arrivando fino a Bargagli, da lì si raggiunge nuovamente Laccio e poi prendendo la stessa deviazione si arriva a Toriglia e in brevissimo tempo andando verso il lago del Brugneto c'è la deviazione per Donnetta, da dove partiamo. Bene, che cosa pensi di questa gita qua? Andiamo anche a Pentema, no? Sì, andiamo a Pentema, dove c'è il famoso presepe di Pentema, che grazie a questo è ritornata a vivere, perché Pentema è un paese che, come tutti i paesi dell'entroterra, ha perso, diciamo, gli abitanti, nel senso pian piano col tempo si è un po' spopolato, un po' per il discorso del lavoro, per il discorso per le comodità, non ci sono più di negozi, un po' il destino dei paesini. I paesini, sì. E grazie a questo Don Pietro che è riuscito a creare questo presepe proprio unico. Mi sembra che l'idea sia iniziata nel 1975, mi diceva una signora. Non lo so, perché io guardavo delle cose che invece sia partito una trentina di anni fa invece. Dopo dici? Dopo, mi sembra nel 1994. Questo Don Pietro ha visto la notte di Natale, parcheggiando l'auto dall'alto, ha visto il suo paese qua illuminato e si è ispirato, ha detto quasi quasi si potrebbe fare un presepe all'interno del paese. Non diciamo, facciamolo vedere. È bello, diciamo vediamo. Che secondo me colpisce molto il presepe di Pentema, perché proprio per la conformazione delle case. Sì. E non vi diciamo altro perché sennò vi togliamo la sorpresa. Si vedrà dopo. Noi comunque saliamo poi sul passo, prima passiamo sul passo del Colletto. Esatto. E poi passando dai buoni di Pentema poi raggiungiamo. Esatto. Bene. Dai. Ora possiamo partire, che ci aspetta un inizio un po' in salita, però non troppo faticosa, per poi raggiungere proprio il paese di Pentema e poi tornare indietro. A dopo. She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift, and hope that you'll take it into her side. La 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 la. Ancora una volta camminiamo al sorgere del sole, lì vediamo il Monte Lavagnola e in fondo il mare. E questa è la vista dal Passo dei Colletti.
qui siamo in direzione del Passo del Colletto e qua invece c'è questa deviazione che non prendiamo, che porta appunto verso Bavastra, il Monte Antro, la casa del Piccetto. Ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati al Passo del Colletto Passo del Colletto. e questa è la cappelletta dei Bucci. La cappelletta dei Bucci, chiamata così perché deriva dal genovese buccin, che sono i maiali. i vitelli Vitellini, giovani. hai ragione, hai E ragione. venivano a pascolare e appunto i bovini giovani in questa zona qua. Di qua abbiamo la Val Brevenna e qui in questo, qui è un incrocio, ci sono diversi sentieri. Sì, qua ci sono i sentieri che dalla parte di fronte a noi che non vedete, c'è l'arrivo dai Crosi, dai Piani, dalla Costa della Gallina, dove si può trovare a un certo punto anche, prendendo questo sentiero, la deviazione per Pentema, quindi ci si può arrivare da un'altra parte. Qua di fronte, sempre che non vedete, c'è il passaggio che prenderemo noi verso i Buoni di Pentema. Di fianco alla cappelletta, no di fianco, di dietro dove siamo arrivati c'è la deviazione che va verso il Monte Antola e quindi invece, se non ricordo Di qua male, abbiamo qua Lavazzuoli, sotto c'è abbiamo un sentiero. la Val Brevenna, abbiamo Lavazzuoli, Esatto. sentiero che porta a Lavazzuoli Certo. e un po' più avanti un altro sentiero che scende giù a Piancassina. Siamo nella Val Brevenna. Bene, ora noi continuiamo e raggiungiamo i Buoni di Pentema. Over the hills and far from mine, she's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift and hope that you'll take it into her side. Ciao Giuse, Oh, ciao! quanto tempo! Porca, è una bella giornata oggi. Abbiamo raggiunto Pentema, il famoso borgo dove sorge il presepe nel periodo natalizio. Bene, ora andiamo a vederlo. Certo, che merita veramente.
Siamo arrivati ancora una volta alla fine della nostra gita. Una gita molto molto bella che ci ha portato a vedere il presepe di Pentema e altre cose particolari. Mi ero dimenticato di dire una cosa questa mattina, che per raggiungere Pentema da Donetta bisogna fare una strada, che è stata anche la nostra via di ritorno, praticamente 7 km e si arriva a Pentema. Invece mi interessa sapere i particolari che le sono piaciuti a Giuseppe e poi vi darò io la descrizione generale della gita. Sì, la gita è stata fantastica, abbiamo attraversato boschi e zone con ampi panorami. Qui siamo nella zona del Parco Antola, ricordiamocelo, perché è una zona molto molto conosciuta in queste zone qua di Toriglia e di Donnetta, quindi siamo nella zona del Parco Antola, poi siamo saliti sul Monte Prelà, che c'è una vista spettacolare del lago del Brugneto. E poi il nostro punto di riferimento, la nostra meta era il borgo già menzionato di Pentema col suo fantastico presepe, che merita veramente una visita proprio di persona, perché si riesce a girare a piedi tutti gli angoli del borgo e è molto caratteristico. Tengo a dire questa cosa qua, che la composizione ha la sua bellezza assolutamente, si spera di arrivare a tanta gente così, però personalmente visitarlo, il presepe, è qualcosa di straordinario. Continua pure, giusto? No, ma quindi descrivi pure tu il giro completo. Come ti dico, è stato un giro molto bello. E siamo saliti su, abbiamo trovato anche dei sentieri con dei ciotolati molto caratteristici. È vero, c'è tanti punti comuni e niente, praticamente la gita di oggi è partita da Donetta, abbiamo fatto un tratto abbastanza pendente in direzione del passo del Colletto, però attenzione, ora qua forse vi confondo io, perché il primo punto importante era il passo dei Colletti. Poi da lì siamo saliti in brevissimo tempo sul Monte Prelà, dove Giuseppe ha già descritto la bellezza del panorama sia dal lago del Brugneto che dall'altra parte, sulla zona dove siamo noi adesso. Siamo scesi, ecco un punto importante. Primo pezzo di Via del Mare, perché è una via molto importante che parte dalla Lombardia e arriva fino a Portofino, quindi una via molto conosciuta, importante per i tempi passati. Poi dopo che siamo scesi dal Monte Prelà abbiamo raggiunto la Cappelletta dei Bucce, ovvero il passo del Colletto. Siamo scesi giù ai Buoni di Pentema e poi Pentema. Abbiamo fatto un giro meraviglioso dentro il presepe, riprendendo il più possibile, e poi niente, poi il nostro ritorno è stato come capita spesso, ovvero la strada asfaltata che in 7 km, come abbiamo nominato prima, ci ha portato di nuovo a Donetta. Qua sopra, lo sottolineo, c'è una deviazione per il Monte Spigo che non abbiamo fatto, che fa parte, abbiamo visto, dell'anello di Toriglia. Niente, io non ci sono mai stato, ma magari in breve tempo ci ritorniamo. Certamente. Niente, sperando sempre che i nostri reportage vi piacciono e vi diano dei spunti importanti. Ci vediamo alla prossima gita. Alla prossima.